Rieccoci qui un'altra mezz'ora per chiacchierare di rugby femminile rigorosamente. Adesso abbiamo anche l'esponente femminile, quella che ci ha presentato poco fa Fabio Berardin, presidente del Valsugana Rugby di Padova. Allora, presentazione promosso. Sì, dai, si è un po' dimenticato del fatto che sono la fondatrice del rugby femminile a Padova e non rugby in generale, ma va benissimo. Fondatrice sembra quasi, insomma... Però in realtà tu sei giovane, però quindi hai cominciato... Sì, ho cominciato presto, andavo a vedere i miei amici che giocavano a rugby e mi veniva voglia di essere in campo, per cui all'epoca allenava un neozelandese, il Petrarca, e gli ho chiesto: ma se noi facessimo la squadra di rugby femminile? Oh sì, tu porta 20 ragazze, fra 2 settimane ci troviamo in campo. E in 2 settimane gli ho portato più di 20 ragazze, abbiamo iniziato, era il 1° febbraio 95. E come le hai convinte? Perché magari, appunto, dicevamo anche prima, insomma, non è che tutte... Sì, allora ti dico, mi sono stupita anche perché c'erano delle mie amiche che io considero figarelle, no? Che tutte perfettine, e ho detto: guardate, io faccio la squadra femminile, iniziamo gli allenamenti, volete venire? Pensavo mi dicessero di no. Ma sai che vengo a provare? Bene, allora 1, 2, 3, poi qualcuna di sportiva, io andavo in palestra, per cui ho chiamato le ragazze che conoscevo dalla palestra, e quindi alla fine sono venute tutte a provare. Poi c'è chi è durata 2 settimane e chi come me è durata 20 anni. Beh, quindi voglio dire, da lì quindi è cresciuta questa passione. Ma per esempio tu facevi altri sport prima? E io fortunatamente ho provato tanti altri sport grazie ai miei genitori che mi hanno fatto provare il nuoto quando ero piccolina, avevo 3 anni, e ho provato la pallavolo, ma essendo molto nana non avevo un futuro, e poi tennis, sci quando avevo 4-5 anni, per cui sono una che ha praticato tanti sport. E quindi... Che forse è un po' l'ideale, no, per bambini piccoli, cioè farli sperimentare e poi... Sì, e dopo infatti quando hai la capacità di intendere e volere, allora, perché se fosse stato per i miei, per mia mamma, non avrei mai iniziato il rugby. Come dicevamo poco sì, fa, no? Perché sì, una sì, mamma sì. magari si immagina sempre... Ma perché lei lo vede come sport da maschio, e quindi io devo essere una donna e non un maschio, e invece secondo me la cosa bella, è vero che ci sono certe ragazze mascoline, e qui non ci piove, ma sono mascoline come possono esserlo in altri sport, non è detto che perché il rugby è maschile allora... Però la cosa bella del rugby femminile è che riesce a vedere anche la donna trasformata. In campo è una cosa e fuori dal campo è una bella ragazza, e può anche piacere molto. È come abbiamo visto un po' nello spot, no? Dal doppio petto, insomma, infatti, dal tailleur. Infatti, no, ci sono tantissime belle ragazze, poi... È un motivo in più per venire a vedere tra l'altro la partita, sicuramente, no? Sicuramente, sicuramente, sono belle e brave, per cui un motivo in più. Veramente. Allora, Roberta Obe Giraudo, Obe... È il soprannome che mi ha dato mia sorella da quando sono nata, praticamente. Nel rugby c'è molto questo, no, dei soprannomi. Sì, cioè, sì. Nascono in campo così per magari un gesto, un qualcosa, e arriva il soprannome, ed è una cosa bellissima che poi te lo tieni tutta la vita. Poi magari gli altri ti chiedono, insomma, conto come sto facendo io, ma le motivazioni appunto magari sono anche delle... No, nel mio caso, proprio ero piccolina, mia sorella invece di chiamarmi Roby, come tutti, potrebbero chiamare uno che si chiama Roberto o Roberta, lo chiamano Roby, mi ha chiamato Obe, che è Roberta, Robe, Obe. Beh, a me piaceva, e tutti quelli che mi conoscono come Obe. Raccontaci la tua carriera di giocatrice, perché insomma all'inizio forse era una cosa un po', non dico amatoriale, ma comunque no, quasi una prova quella sì, di cui ci hai raccontato. Beh, in realtà era una prova, è stata una gran prova, perché sono riuscita insieme ad un'altra mia amica, che però ha smesso dopo pochissimo, a creare la squadra al Petrarca. Per cui una squadra femminile in un ambiente totalmente maschilista, da molti anni, da sempre, è stato veramente un pugno sullo stomaco. C'era Beraldin, giocava, per dirti, all'epoca quando io ho fondato la squadra femminile, giocava con il Petrarca. Con il Petrarca, sì. E quindi ci conosciamo praticamente da 20 anni. E all'inizio è nata così per gioco, poi in realtà, ed era a febbraio, in realtà poi ci siamo iscritti al campionato che inizia in settembre, ottobre,
E abbiamo fatto 2 campionati, lì c'era Vittorio Munari che adesso è ritornato al Petrarca, ma all'epoca c'era lui, e Chris, l'allenatore del Petrarca, si era appassionato e ci aiutava ad allenarci. Poi abbiamo avuto allenatori tipo Antonio Failla, che è un ex mediano di Mischia molto famoso del Petrarca, e così via, e ci hanno seguiti in tanti, però dopo 2 anni non potevano più tenere una squadra femminile, quindi abbiamo cambiato e siamo andati a Rubano Rugby, e lì siamo rimasti 4-5 anni. E poi finché? Insomma, Finché poi l'approdo. io, siccome purtroppo o per fortuna avevo sempre tutto sul groppone io, e quindi riusciamo a fare la squadra, non riusciamo, e poi l'allenatore, questo e quell'altro, era molto a livello, non è come è strutturato adesso al Valsugana Rugby, dove io metto la maglia da gioco, faccio il mio allenamento, faccio la mia partita e sono a posto. Dovevo metterci di più, cioè Quindi era cercare molto gli più allenatori, nessuno ti voleva allenare, tante cose, ed era più impegnativo per me. Allora io ho detto, bene, siccome ogni anno si fa fatica a fare la squadra, io me ne vado a Mira, che era una realtà che, diciamo, fra noi e loro ci equivalevamo come livello di gioco, e allora praticamente ho detto, io vado a Mira. Mi hanno seguito in metà o anche un po' di più ragazze della mia squadra, e abbiamo unito le forze e abbiamo incominciato a vincere gli scudetti con il Mira, per cui io ho vinto 3 scudetti, perché poi nel 2009 sono venuta al Valsugana per giocare e allenare, e quindi per far crescere questa nuova realtà. E altre invece, le ragazze del Mira, hanno continuato a vincere scudetti, mi sembra che ne abbiano 25-6, insomma. 5-6, sì. quindi insomma, anche se non si conosce molto questa realtà, è una realtà forte, no? Adesso voi avete molte ragazze. Sì, ma tantissime, e tantissime arrivano perché hanno sentito dire che c'è la squadra, perché ho voglia di giocare a rugby. Una volta, 20 anni fa, era impensabile una cosa del genere, cioè ti dicevano, tu giochi a rugby, ma esiste il rugby femminile? Adesso non senti più la domanda, esiste il rugby femminile? Lo sanno, oramai è già una cosa che danno per scontata, è acquisita, sì. Quindi vengono queste ragazze, insomma, da che età? A parte che, insomma, abbiamo sentito, fino a una certa età giocano assieme, no? Ragazzini, sì, con i ragazzini, fino all'Under 12 compresa, poi dopo possono una iniziare volta a quanti anni? c'era un gap, inizi anche a 6 anni, una volta c'era un gap allucinante quando finivi l'Under 12 fino a quando andavi a giocare con le seniores, perché non esisteva l'Under 14, l'Under 16 come hanno invece fatto da qualche anno a questa parte. Adesso è diventata... Quindi tu eri piccolina e magari andavi già... Non potevi, quindi perdevi tutte le ragazze. Certo. Proprio per questo motivo qua la federazione giustamente ha creato delle under, quindi ha messo l'obbligatorietà dell'under 16 femminile, quindi una squadra che fa campionato di Serie A, perché il nostro è campionato di Serie A, quello a cui partecipiamo, è l'unico che c'è, lo metto in chiaro, però è campionato di Serie A. E questo campionato di Serie A ti permette di giocare se hai la squadra di Under 16. Puoi giocare lo stesso, però ti vengono tolti dei punti se non ce l'hai. Sono anche pochi i punti che vengono tolti, perché sono solo 4, e quindi non premi le realtà che invece lavorano sull'Under 16. Certo. Noi lavoriamo, io quest'anno alleno l'Under 16 femminile, mentre Nicola Bezzati, ex giocatore del Petrarca nonché capitano del Petrarca, allena le senior. E una volta appunto c'era un gap enorme, perdevi le ragazze. Adesso l'Under 14 è un po' difficile da fare, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo 2 ragazzine Under 14 che si allenano con le Under 16, non possono giocare insieme, ma intanto insomma si preparano. però le portiamo ai vari tornei dove partecipiamo noi con l'Under 16, perché tutte quelle dell'Under 14 si trovano e giocano fra di loro, e stanno crescendo delle realtà ovunque. Quindi, insomma, che numeri avete adesso voi? Siamo più di 30, 28 seniores e 13-14 under 16. Quindi insomma, sì. Considerando che quando ho iniziato a settembre avevo 4-5 under 16, ero disperata, invece nel giro di poco un boom incredibile, gente che lo sapeva per internet o l'amica gliel'aveva detto, insomma sono arrivate nuove ragazzine, per cui adesso siamo in 12-13. Che cosa significa per voi, insomma, per una persona come te che ama il rugby così, insomma, da tanto tempo e così profondamente,
la partita del 21, ma non rispondermi adesso perché c'è la pubblicità. Ok. Ci pensi. Allora, io adesso rifaccio la domanda a Roberta Obe Giraudo, team manager del Valsugana Rugby Padova femminile, che è quanto importante è, stiamo parlando delle 6 nazioni, anche il titolo della nostra trasmissione di quest'oggi, che cosa significa per voi la partita del 21 marzo, Italia-Galles, lo ricordiamo ancora, al plebiscito alle 18:30, la partita naturalmente poi c'è Prima tutto c'è tutto il pre e poi c'è il dopo. post, il presidente prima ha detto a mezzanotte, no? Io ho calcolato che vorrei finire per le 3-4 la festa. Penso insomma che sarà in buona compagnia. Sì, cosa significa? È veramente un evento importantissimo, infatti io ci sto mettendo anima e corpo perché ci tengo che venga fatto il boom, ma proprio per tutte noi ragazze del rugby, non rugby valsugana, rugby in generale, perché la visibilità che può dare un 6 nazioni giocato in una zona nel Veneto è diversa rispetto a una visibilità in altre zone, perché il Veneto raccoglie più squadre, certo. Abbiamo il Treviso, abbiamo Riviera, il Casale, ci siamo noi, per cui già in un campionato di 12 squadre ce ne sono 4, poi c'è il Monza che comunque non è lontano, diciamo che quindi dà una grande visibilità e anche che ci sia la settimana prima a Badia, comunque è una doppia visibilità per il rugby femminile e per la nazionale, per tutte le ragazze che vorrebbero iniziare a giocare a rugby, perché comunque possono venire a vedere e appassionarsi. Ecco, e perché venire a vedere questa partita? Beh, perché comunque le partite di una nazionale, che sia di rugby femminile o che sia di qualsiasi altra nazionale, secondo me sono belle. Cioè, io non amo il calcio, però... Ci sarà l'inno, insomma, quello tradizionale, sì, insomma, tutti che cantano, come succede sempre. Sì, oltre a quello comunque è lo sport, cioè c'è una squadra che ti rappresenta, che rappresenta la nazione. Che sia appunto, come dicevo, il calcio, il rugby o pallavolo, comunque a me, se le trasmettono o se c'è la possibilità di andarla a vedere, a me piace andarla a vedere. Per cui... Questo discorso del contatto fisico, insomma, di cui abbiamo parlato anche prima, anche per rassicurare, no? Magari insomma, mamme. Che dovessero avere delle ragazzine che adesso dicono voglio andare a giocare a rugby. Beh, il discorso del contatto fisico, sicuramente ci sono gli esercizi propedeutici per arrivare al placcaggio, per fare qualsiasi cosa, come cadere a terra e tutto quanto, per cui il contatto con la terra e il contatto con l'avversario hanno degli esercizi specifici già fatti prima, quindi per cui impari. Certo, okay. Come impari a cadere, insomma, anche in altri sport. Sì, infatti. Poi io dico sempre che comunque ti puoi far male anche cadendo dalle scale, per cui non è detto che perché giochi a rugby. Io, per dirti, adesso mi sono operata il ginocchio 4 mesi fa, era la prima volta dopo 20 anni che mi rompevo un ginocchio, per cui, e giocando a beach rugby, perché oltre al rugby ho a che fare con il beach rugby. Comunque voglio dire, ci ho messo 20 anni a farmi male, non insomma, vuol dire così, insomma, che il rugby scontato. porti, sì, infatti. Ma come cioè, l'allenamento di una squadra, per esempio, che gioca in Serie A come la vostra, insomma, come funziona un po' la settimana? Allora, fai 3 allenamenti a settimana di 1 ora e mezza ciascuno. L'allenamento prevede un riscaldamento, esercizi di vario tipo, che sicuramente passaggio sui fondamentali del rugby, che non devono mai mancare, perché si chiamano fondamentali e quindi uno non è che perché sa già passare il pallone non lo deve mai fare, quindi è un continuo ripetere, sono cose che ripetere, che poi le acquisisci, ma gli All Blacks
lo fanno anche loro di fare sempre passaggi e infatti sono i migliori al mondo. Comunque poi c'è anche la preparazione atletica. Io come allenatrice ho sempre cercato e cerco di farla divertente, cioè la preparazione atletica di girare intorno al campo, di aumentare la velocità, di fare gli scatti non mi piace. Quella pallosa, insomma. Sì, diciamo. la pallosa, perché essendo anche giocatrice so cosa vuol dire, allora preferisco fare... Quindi per esempio? Ma per esempio l'altra sera gli ho fatto fare un circuito che serviva per far fiato, perché facevo correre una intorno, avevo fatto delle stazioni che erano diverse con delle ragazze, allora una la doveva buttare a terra, un'altra la doveva spingere via, comunque alzare, è come se tu dovessi buttare a terra l'avversario, spingere e comunque cambiare continuamente stazione, prendere il pallone, andare addosso a un saccone, per un minuto, ed era un continuo, per cui tornavano col fiatone, però si erano anche divertite, infatti mi hanno chiesto di rifarlo. Stranamente di solito non dicono mai di rifarlo, invece sì dai, rifacciamo. E com'è il rapporto tra, insomma, tra avversarie? Guarda, io ti posso dire che ho varie migliori amiche, sono mie avversarie, soprattutto il Benetton di 10 anni fa, tipo ci sentiamo per qualsiasi cosa, per risolvere problemi. Sai, quelle persone che magari non senti ogni giorno, che però sono quelle su cui puoi contare. Poi insomma persone magari con cui condividi dei valori, perché poi insomma il rugby è fatto molto Infatti. di questo, no? Il terzo tempo vale per tutti, vale per i maschi, per le femmine. Certo, Forse viaggia meno birra o no? Beh, ti dirò che non necessariamente. Ti posso assicurare che i primi anni che abbiamo giocato qua a Valsugana la birra ne volava tanta, perché essendo per esempio il primo anno avevo detto: ragazze, entriamo direttamente in Serie A, abbiamo un livello basso perché siamo nuove, non aspettatevi che faremo chissà cosa, prenderemo tanti punti da tutte. E quindi noi festeggiavamo se non arrivavamo a prendere 100 punti. Festeggiavate lo stesso? Con la birra. Perché alla fine siamo state anche bravette, perdere col Benetton di 80 punti era bellissimo. Io quando ho iniziato col Petrarca avevo preso 140 punti col Benetton. 140 punti, sì, si riescono a prendere? A zero, sì. D'altro il livello era altissimo, noi eravamo appena novelle, insomma, e quindi novizie. Però si trova sempre, insomma, il modo di trovare il lato positivo, sì, che sia la birra o qualcos'altro. Sì. Che cos'è che, per esempio, a te ha dato in più il fatto, cioè il rugby, insomma, questo sport? E io mi ha dato più sicurezza in me stessa, e mi ha confermato dei valori che i miei genitori mi avevano dato e che quindi che mi avevano trasmesso i familiari, ma oramai 20 anni che continuo nell'ambito, sono dei valori che ho dentro, che cerco di trasmettere alle ragazzine. Per esempio io non sopporto il ritardo, perché è una mancanza di rispetto. Io non sopporto la mancanza di rispetto, il rispetto è fondamentale nel rugby, per cui cerco di trasmetterlo. E allora chi è stato allenato da me sa benissimo che vado via di testa se l'allenamento alle 7 devi essere in campo alle 7. E se uno arriva in ritardo? Si è beccato tante parole, ma poi non è più arrivato in ritardo, oppure avvisano, hanno imparato che devono avvisare, che questo e quell'altro, anche perché devi capire che anche noi allenatori abbiamo un lavoro, abbiamo una vita, e i nostri problemi. E che non siete a disposizione. Quindi non è che ci divertiamo e dopo andiamo alle 7 in campo e non siamo stufi perché non abbiamo fatto niente dalla mattina alla sera. Veniamo da un lavoro. Quindi ognuno ha dei doveri sostanzialmente. Certo, e se tu non mi dici che non vieni e mi mancano 10 persone e io ho gli allenamenti li pensi prima, no? E allora ho già pensato all'allenamento e mi trovo con 10 persone invece che 20, non è bello. Allora hanno imparato a scrivermi e tutto quanto. Com'è cambiato? Anche perché questi ragazzi hanno un modo anche di rapportarsi tra loro diverso, no? Ovviamente insomma sono figli della tecnologia, di questo modo di comunicare. Cioè, voi questa differenza la vedete anche sul campo quando arrivano? Perché già penso che insomma ormai le generazioni, cioè, rispetto a 5 anni fa i ragazzini di adesso sono ancora diversi. Sì. E come si fa a entrare poi in sintonia? Beh, diciamo che io sono ancora anche se l'età non è quella, ma con la mentalità da ragazzina, quindi in sintonia ci entro, ma perché mi metto
cioè certe cose non le concepisco, però non faccio neanche la madre che non capisce la tecnologia, anzi, diciamo che mi metto sul loro piano e quindi la comunicazione c'è via messaggio e tutto quanto, sì, però secondo me in campo riesci comunque ad avere quei rapporti che c'erano anche prima, indipendentemente dalla tecnologia o no, quindi se c'è da dirsi qualcosa, cioè soprattutto da parte mia o dell'allenatore, insomma, lo si dice. Ecco, una cosa che ho notato che fanno è rispondere indietro, cosa che non sopporto, perché se un allenatore che è anche un educatore ti dice una cosa, non gli rispondi indietro, No, certo. perché non è vero che abbiamo sempre ragione, però è qualcuno più grande di te che devi rispettare. Certo. Quindi diciamo che le generazioni sono cambiate in questo senso qua, vogliono sempre avere ragione loro anche se non ce l'hanno. Allora mi va benissimo che mi rispondi, ma non in quel momento, ci prendiamo in disparte e ci chiariamo. Ma se io ti sto dicendo una cosa durante una partita e siamo in due che ti diciamo la stessa cosa, non puoi venirci a rispondere il contrario mentre stai giocando, tra l'altro stai attenta al gioco. Certo. Ecco. Ma sono diversi anche i genitori? Sì, sì. I genitori sono diversi perché sono i genitori che hanno la mia età e sono figli della tecnologia anche loro, cioè siamo nati più di striscio, ma insomma. Sì, sì, per cui del tutto è dovuto, dei genitori che magari avevano i soldi e quindi è quello che li ha portati io vedo sempre meno gente che si impegna e che ha obiettivi nella vita. I ragazzini non ne hanno. Se io parlo con i ragazzini, andranno all'università, poi perché pensano che tutto cada dall'alto. Non c'è progettualità. No, no. Io per dirti a 14 anni sapevo già che volevo lavorare e diplomarmi in ragioneria, perché mia mamma mi ha aiutato a scegliere ragioneria, perché ha detto è tanto presto, cosa puoi decidere? Fatti un diploma così dopo decidi vai all'università o no. E quindi avevo già i miei obiettivi e sono andata a lavorare subito a 18 anni quando ho finito la ragioneria. Invece vedo che i ragazzi di oggi non hanno generalmente obiettivi, poi c'è quello che ce l'ha, certo. Ma il rugby in questo senso aiuta? Il rugby aiuta perché hai degli obiettivi, hai l'obiettivo della partita, l'obiettivo del campionato, hai piccoli obiettivi che ti portano a raggiungere un grande obiettivo e l'obiettivo comune. Poi però mi sono resa conto che l'obiettivo, certe persone hanno l'obiettivo personale, che può essere, per esempio una delle ragazze che è fra le 5 nazionali, è una che ha iniziato con me, le ho insegnato io a passare il pallone, ho visto subito che era brava e lei aveva un obiettivo personale, il fatto di andare in nazionale. E cosa ha fatto? Non faceva solo gli allenamenti, quelli che fanno tutta la squadra, faceva anche i suoi, per il suo ruolo, per migliorarsi, quindi secondo me è vero che abbiamo un obiettivo comune, la squadra e tutto quanto, però se io voglio raggiungere dei risultati devo anche allenarmi da solo. Io, per dirti, ho anch'io bazzicato in nazionale, non ho fatto chissà cosa, però insomma un europeo me lo sono fatto tutto quanto, e io mi sono sempre allenata anche da sola perché voglio migliorarmi. Invece tanti fanno i 3 allenamenti a settimana, va e tutto poi bene. comunque si vede già, insomma, anche insomma, tra le ragazze come tra i ragazzi, chi ha la stoffa lo sì, si vede sì. Io l'ho visto subito per alcune, proprio lo vedi, l'intelligenza nel capire il gioco, anche solo il passaggio, dici questa buona, comunque tante che ho allenato io, magari non sono andate in nazionale, ma sono titolari nella squadra di adesso, che è una squadra sicuramente di un livello maggiore rispetto a quando abbiamo iniziato nel 2010, certo. 2009-2010, perché erano io e altre 4 che siamo venute via dal Mira, no, però
erano all'inizio. Cioè, ma poi in nazionale come si arriva? Cioè c'è chi c'è un selezionatore della nazionale, sì. Fa conto che io ho allenato le ragazze fino a 2 anni fa, quindi per 4 anni, e lui nel 2009-2010 era il primo anno che allenava la nazionale, ed abbiamo avuto subito un rapporto, veniva spesso ad aiutarmi a vedere come erano le ragazze, infatti ne aveva adocchiata qualcuna proprio perché era continuamente... E poi chi arriva in nazionale ha qualcosa in più, non so, dei rimborsi piuttosto che... non molto alti, però mi ricordo quando andavo io era 25,82 euro, adesso penso ci siano 50 euro al giorno, sì, qualcosa arriva, non so se ci siano premi partite, non mi sono informata ultimamente, so che arriva... Non sappiamo quanto prendono non è sicuramente come i maschi, appunto, assolutamente non ci si arricchisce, però giustamente c'è gente che prende ferie perché lavora, è giusto che venga ricompensata. Adesso stiamo rivedendo lo spot. Ah, bello. E tra è l'altro stato bellissimo girarlo. Ma l'avete girato quando questo? 2 settimane fa, era un mercoledì mattina, è stato bello perché siamo andati prima in campo al Valsugana. Ma a che ora? E fa conto, ci siamo trovate alle 9:15 di mattina al Valsugana e pioveva. E poi abbiamo girato la scena appunto che troviamo questo pallone con scritto Argos Energia e che corriamo verso Argos Energia, e poi abbiamo girato la scena che entriamo, e all'inizio mi faceva ridere la ragazza che prende il pallone che rideva perché non ce la faceva, poi ne abbiamo fatte altre dove stava più seria. E poi no, bello anche vedere le ragazze tutte vestite da Argos Energia che poi si spogliano perché gli abbiamo fatto la sfida. Ma poi in giro qualcuno, vi guardavano in modo strano? No, non in modo strano, ma si fermavano a guardare allibiti perché vedevano queste ragazze con la maglia della nazionale, noi con la maglia del Valsu che giocavano, erano proprio contenti di vederci. Anche ho notato sul video, quando siamo al Possiamo Santo... anche rivederlo, lo sto dicendo al mio collega Enrico. Sì. Anche quando siamo al Santo ho notato prima guardandolo che ci sono delle signore che si fermano a guardare noi che giochiamo, poi avevo notato quel giorno girandolo che c'era un ragazzo. Quindi qui siamo al Valsugana e appunto abbiamo ritrovato questo pallone con scritto Argos Energia, che è lo sponsor principale della manifestazione del 21 marzo. Qui entrate negli uffici. Qui siamo entrati nell'ufficio e praticamente diamo il pallone come sfida a quelli della nazionale che fanno finta di essere delle impiegate di Argos Energia e si spogliano appena vedono il pallone e scappano fuori. Poi la cosa bella è che c'è il calcio, eccolo qua, la Veronica calcia, e qua ci troviamo al Santo. Abbiamo scelto i luoghi i luoghi simbolo di Padova, la cosa bella, peccato perché aveva piovuto, quindi ecco, vedi che ci sono tutti quelli che si sono fermati a guardarci. E qua infatti all'Isola Memmia ci sono le pozzanghere, ma non importa, siamo abituati al fango, non è un problema. Sì, beh, appunto, il fango penso che sia il problema minore. No, non era un forse lo è per le vostre lavatrici. Sì, quello sì, infatti adesso andiamo con le a gettoni così non abbiamo problemi. Perché poi come si fa a togliere il fango? Non lo so, io butto tutto in lavatrice. Sì, ti dirò che magari con le pompe che ci sono fuori dai luoghi dove giochi. Ci sono proprio le pompe, sì, insomma. È un po' come quando uno va in spiaggia toglie la sabbia, invece ecco, voi togliete fai il un fango. pre e dopo a casa, poi invece chi non ha voglia di far così va direttamente alle Io penso che non ci sia gettoni. niente di più bello per un ragazzino o una ragazzina, cioè il fatto che tu ti puoi sporcare, che tu ti puoi Guarda, ce n'è una che strancicare alleno, per terra. che anche se è linda che è, lei Sì. si butta dentro le pozzanghere, finito l'allenamento io gli ho detto fortunata tua mamma, poverina. Allora, Roberta, siamo in chiusura, insomma come prima, insomma, invitiamo un po' la gente a venire, perché poi appunto c'è sul piatto questa voglia di battere questo record, insomma il biglietto costa anche poco. Costa pochissimo e dà la possibilità a tutti di venire a vederlo, per cui è veramente un evento padovano che non si è mai verificato nell'ambito del rugby femminile, per cui io invito tutti
anche quelli non appassionati di rugby a venire a far festa, perché la festa è dalle 4:30, abbiamo di tutto, stand di tutti i tipi, possiamo far divertire bambini e anche gente più grande. Poi soprattutto, finita la partita, c'è anche il divertimento post con un gruppo fantastico che ci ha fatto già ballare in altre feste, e anche il DJ, per cui la festa secondo me dura fino alle 2-3 di mattina. 2-3 di mattina, insomma, le previsioni del vostro c'è presidente. chi vuole dormire lì. Bene, e poi ci sarà anche immagino insomma il post, perché quando tutti vanno via poi c'è anche da bisogna risistemare, ma quello ci pensiamo dopo. Bene, allora intanto buona partita, ricordiamo Italia-Galles 21 marzo alle 18:30 Padova, stadio plebiscito. Entrate nel sito del Valsugana Rugby e comprate i biglietti, è un grande evento per Padova per il rugby femminile. Grazie Roberta per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo poi durante le edizioni anche del notiziario nel corso della giornata. A più tardi.